E allora eccoci ritornati in studio, come sempre per il nostro spazio dedicato al memento. Dunque vi ricordiamo un pochino quelle che sono le novità, se ce ne sono, qual è la situazione di tante, come dire, di tante opere o di tante iniziative che si stanno percorrendo in questo periodo e che non sempre vanno avanti, giusto Ermanno? Sì, beh, noi, se il Messier Eiffel fece la Torre Eiffel in 3 anni, e arrivò con i mezzi dell'epoca a 300 metri d'altezza, peraltro non c'era ancora il sistema di saldatura, ma sono tutti ribattini, cioè si ribattevano, era ferro caldo, no? Fino a 300 metri, perché c'era la grande Expo di Parigi, e diciamo che forse noi siamo un po' lenti, un po' lentoni, C'è un doppio senso. Cerchiamo allora, di accelerare, cioè stimolare attraverso questa trasmissione, stimolare i nostri amministratori. Che qualcosa succeda, diciamo. Certo, dai. Certo. Allora salutiamo Roberto Ciambetti, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, esponente della Lega. E allora obbligatoriamente, Ciambetti, dobbiamo parlare di autonomia, perché qua se ne è parlato, è stato ospite tra l'altro prima di Natale, adesso siamo ancora in attesa. A che punto siamo? Siamo che è un lavoro sicuramente impegnativo, si sta scrivendo una strada, un metodo di lavoro che prima non c'era, non è mai stata applicata appunto questa parte della Costituzione. Stiamo scontando sicuramente la ritrosia, la voglia di non fare di qualche ministero, chiaramente. Però, quindi ci sono stati degli intoppi, diciamo, forse sì, voi sì, speravate di far prima? Sicuramente si pensava di far prima, anche perché era un lavoro che avevamo già fatto, già visto, già approfondito, però cambio di governo, ministri nuovi e forse anche poco esperti, soprattutto una classe burocratico-ministeriale, sto parlando quella interna, non di quella politica, che non vuol mollare l'osso, e il lavoro è stato sicuramente, ripeto, impegnativo. Siamo arrivati secondo me a buon punto, tavoli tecnici la settimana scorsa ce ne sono stati 3, questa settimana continueranno. Sì, perché in teoria avrebbero dovuto chiudere il 15 di gennaio. Allora, no? io appunto per le date, gli ultimatum, i penultimatum non mi sono mai piaciuti. Parlo normalmente con la Erika Stefani, con il Presidente Zaia, eccetera. Il lavoro è a ottimo punto, c'è qualche limatura ancora da fare, e poi si dovrebbe arrivare appunto alla firma dell'intesa con il governo. Dico sempre appunto si dovrebbe, perché comunque l'accordo politico di arrivare alla firma in date certe, in tempi certi, c'è assolutamente. Il problema è che appunto, ripeto, qualche burocrate, qualche funzionario, qualche dirigente sa che perdendo il potere di mettere un timbro magari viene anche un po' meno il suo posto di lavoro probabilmente. Quindi c'è questa sicuramente freno da parte dagli tre ministeri. Noi comunque siamo convinti di andare avanti, abbiamo una fortuna e una forza che magari altri non hanno, il peso del referendum del 22 ottobre del 2017, perché se non avessimo avuto quel referendum ci avrebbero pesi a pesci in faccia e a pedate in qualche posto. Anche col governo amico? Anche stando al anche governo? col governo amico, perché, ripeto, all'interno dei ministeri la voglia di non toccare nulla, di preservare lo status quo è chiara ed evidente. La forza popolare invece ci permette di arrivare lì e spiegare che anche a chi ha mezzo dubbio o vuole rallentare le cose, ripeto, abbiamo alle spalle quasi 2.400.000 veneti. Certo. Quindi io sono convinto che a breve arriveremo alla firma. Io appunto non do date, io non me la sento appunto di fissare qualcosa sul calendario. Siamo ottimisti. Quindi siamo ottimisti e vorremmo io direi che... più ottimista, perché insomma, sì, le carte le abbiamo viste. Insomma. Ma diciamo che l'ottimismo è l'ultimo a morire. Però non ho mai vorremmo... visto un pessimista fare fortuna. Sì, ecco. Vorremmo invece parlare un po' di come si configurerà questa autonomia, così non parliamo soltanto della voglia, ma parliamo anche del contenuto. Certo,
le 23 competenze che avevamo. Esatto. Spieghiamo ai nostri spettatori brevemente e sinteticamente quali saranno, potranno essere i vantaggi, sì, però... ma senza fare un elenco, ma magari prendendo gli spunti più interessanti, perché così dovrebbe cambiare la Regione Veneto dal momento in cui sarà, diciamo, più libera di gestire i propri fondi, i propri capitali. Diciamo che le parti fondamentali riguardano sicuramente l'istruzione, cioè avere un sistema scolastico a tutti i livelli, a tutti i gradi, che sia più rispondenti alle nostre esigenze di territorio economico, produttivo, dinamico e proiettato all'estero come il Veneto. Penso sia una cosa che possa solo che essere utile al Veneto. Finalmente potremmo studiare in maniera piacevole, non spiacevole come fanno di solito, la storia del Veneto. Sicuramente i programmi integreranno la storia del Veneto, perché dobbiamo essere coscienti chi siamo, da dove veniamo, cosa abbiamo alle spalle. Ma preparare anche gli studenti, ripeto, a un mondo economico che è diverso da altre realtà italiane, sia dal nord-ovest, sia dal centro che dal sud, e avere delle persone preparate anche per vari gradi e livelli di lavoro penso sia una cosa utile. Faccio un esempio, e magari quello che tanti sentono ultimamente: riuscire ad essere noi anche a mettere il numero nelle cattedre, nei posti di medicina che adesso sono sottostimati rispetto alle necessità che abbiamo nel territorio, è una cosa che sembra magari semplice, di buon senso, ma gestita dai ministeriali romani diventa complicatissima. Sì, a questo vorrei suggerire oppure chiedere: verranno coinvolti anche i giovani medici, perché non si può diventare medico operativo a 40 anni. Potrà, dopo un laureato e diplomato e specializzato, o durante la specializzazione, potrà entrare operativo all'interno di un istituto. Se gestiremo noi anche i corsi universitari, sì, ma in questo momento noi abbiamo un contingentamento del numero di accesso ai posti di medicina a Padova o a Verona che è incredibilmente sottostimato rispetto alle esigenze. Cioè, la mancanza di medici che abbiamo negli ospedali adesso è perché c'è una programmazione sbagliata fatta dal MIUR e dal Ministero della Sanità. Ma ci sarà finalmente la meritocrazia? In Veneto normalmente funziona così, dovrà funzionare. No, le sto chiedendo perché siccome io constato che dovrà funzionare non è così. A 360 gradi. Ecco, il lavoro sarà a tempo indeterminato, o si potrà, anche se qualcuno inciampa strada facendo, lo si cambia, perché la competizione è fondamentale anche nel mondo della medicina? Questo non viene specificato in quello che stiamo trattando in questo momento col governo. Però in America lo fanno. L'America è un sistema molto avanzato, molto competitivo. Probabilmente abbiamo qualche norma europea che ci mette anche qualche palo fra le ruote in questo campo, però ripeto, riuscire ad adattare al sistema veneto, anche alla nostra cultura del lavoro, il più possibile le leggi che andremo a fare e anche le iniziative, programmi scolastici o altro, penso sarà una cosa che sarà utile ai veneti e alle imprese del mondo veneto. Bene, allora faccio un esempio ma poi un altro punto, oltre ovviamente alla medicina e poi l'ospedale di Padova, mi raccomando, ambiente, 3 volte. Ambiente, avere la possibilità di adattare le norme alle nostre esigenze, rapporti con la comunità europea, poter decidere e parlare, interloquire direttamente, ad esempio per i programmi comunitari, senza passare attraverso il Ministero che deve fare un regolamento unico per tutta Italia e invece adattarlo alle nostre esigenze. Per l'ambiente faccio l'esempio dei PFAS, dove abbiamo dovuto fare per primi noi i limiti minimi, massimi da avere nell'acqua, cosa che invece il Ministero ci ha messo 6 mesi in più rispetto a noi per farlo. Abbiamo molte cose che, se portate a livello più basso, sono più elastiche anche da adottare e calare magari rispetto ai problemi che abbiamo noi e che non ha qualcun altro in altra parte d'Italia. Questo potrebbe essere un punto di riferimento anche per le altre regioni. Sui PFAS lo abbiamo fatto, siamo stati i primi a evidenziare il problema quando il CNR ce l'ha fatto presente, le altre regioni si stanno
modellando rispetto alle cose che abbiamo fatto noi, sia per quanto riguarda la prevenzione e il controllo delle acque, sia per quanto riguarda i limiti. Ripeto, abbiamo per un anno, tra virgolette, discusso con il Ministero, alla fine abbiamo deciso direttamente quali limiti mettere e su questi limiti anche l'Unione Europea si sta conformando a quello che abbiamo fatto noi come Veneto. Quindi diciamo che è un'autonomia operativa, questo è importante, Noi non sempre un'autonomia soltanto diciamo di facciata. No, cioè, ecco, io vorrei come ha detto, mi permetto, il Presidente Zaia, se facciamo una cosa la facciamo seria, non per prendere in giro i venti, se firmeremo un accordo, un'intesa, sarà una cosa seria e non appunto, cioè, Venete sì ma non Mona, insomma, tanto per sì, appunto, quindi il Veneto tornerà a avere una propria identità e una propria dignità. Cosa che è stata tolta, vorrei ricordarlo storicamente, che fu Napoleone che portava la rivoluzione francese, che non era solo l'alibi, no? E decapitò l'unica repubblica che durava da 1200 anni e la decapitò e le diede in mano poi agli austriaci e il Veneto fu praticamente economicamente annientato. Quello che nel 1797 accade nelle terre venete andrebbe appunto approfondito, studiato e fatto capire ai nostri ragazzi, perché fu veramente uno spazzare via, una civiltà, un modo di essere e anche una storia legislativa al quale vennero gli americani per copiare alcune cose da scrivere in Costituzione. Napoleone, a cui stava molto, ma molto, dava molto fastidio alla Repubblica Veneta, usò la debolezza di quegli anni, le invidie di tanti altri attorno al Veneto per appunto far sparire una repubblica millenaria. E si rubò il tesoro di San Marco e i 4 cavalli che poi i francesi, non sapendo cosa farcene, ce le restituirono. Qualche cosa che si portò via comunque al Louvre brilla e c'è messo sotto Campagne d'Italie, anche scrivendolo, pensando che fosse una cosa da ricordare e dovrebbe essere una vergognosa. Francese, perché poi ne parleremo, egalité, fraternité e via di questo genere. Certo. Allora, adesso abbiamo un altro argomento che vorremmo sottoporre ai nostri telespettatori, perché vorremmo tornare a parlare dell'idrovia Padova-Venezia, l'idrovia Padova-Mare. Allora, in questi giorni il Comune di Mira è tornato a sollecitare un nuovo studio per l'impatto appunto sulla laguna dell'acqua dolce appunto che verrebbe portata dall'idrovia se fosse completata. A questo proposito dovremmo avere in collegamento telefonico l'assessore all'ambiente del Comune di Mira, Maurizio Barberini. Ci sente, Assessore? Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Buonasera, allora noi siamo qui, forse ha visto, in compagnia del Presidente Ciambetti, ma innanzitutto io vorrei che lei ci spiegasse qual è il motivo, perché volete un nuovo studio e quali sono le problematiche che avete nel territorio del Comune di Mira. Allora, buonasera anche per il Vicepresidente, che saluto. Ma guardate, cioè, questa storia di uno strumento preliminare che per la realizzazione dell'idrovia ha sicuramente creato molto scalpore, molto interesse attorno per risolvere i problemi che riguardano soprattutto i comuni o i territori che sono a monte. Ma ovviamente non si è mai parlato di cosa succede a valle. Io volevo fare alcuni riferimenti che sono quelli che riguardano, stiamo parlando di un progetto di un'idrovia che è stata realizzata solo in parte negli anni 60 e 70 e poi è stata abbandonata perché probabilmente si è riscontrato la non convenienza per quanto riguarda la trasportabilità delle merci attraverso un canale di questo genere che arriva fino a Padova, ma sappiamo che le merci se vanno trasportate attraverso i fiumi devono avere dei tragitti molto più lunghi e allora la convenienza del trasporto può essere anche posta sotto un'attenzione particolare. Fino adesso c'è uno studio che dice facciamo l'idrovia. Allora, il Comune di Mira già nel 2015-2016, anche attraverso comitati che sono sorti nel territorio di Mira, come il comitato API del Mirese, che è un comitato che facevo parte allora anch'io, che non ero amministratore
ma è stato un comitato molto trasversale che vedevano all'interno dal Movimento 5 Stelle, il PD, al centro-destra come Forza Italia, vedeva anche la Lega all'interno di questo comitato, dove poneva l'attenzione che su alcune questioni che riguardavano il rischio idrogeologico che già il territorio di Mila è sottoposto, e faccio solo esempio il 29 ottobre del 2018 con quell'acqua alta a Venezia di 1,56, che è stato un livello eccezionale. Cioè il nostro territorio era a rischio, noi eravamo soprattutto la zona di Dogaletto, dove dovrebbe sbucare e terminare l'idrovia come canale scolmatore, perché di questo stiamo parlando oggi, non parliamo più di un canale classe quinta per il trasporto merci per l'idrovia, per l'interporto di Padova, ma parliamo solo di canale scolmatore. Noi abbiamo fatto insieme alla protezione civile la guardia agli argini per tutto il giorno e tutta la notte per quanto è durato questo evento, e noi eravamo molto preoccupati perché eravamo a livelli di 5-10 centimetri in alcune zone dove poteva. Prego. Senta Barberini. Ma non dell'idrovia però. Mi scusi, mi scusi. Allora, noi stiamo parlando dell'idrovia. Sicuramente la Regione, soprattutto perché avrà una certa autonomia, dovrà rimettere mano a quella che è la situazione idrica della Regione, e abbiamo docenti in grado di poterlo fare. L'idrovia non è mai stata coinvolta in nessuna alluvione, in nessuna esondazione. Anzi, l'idrovia potrebbe essere un'area, diciamo, di laminazione dove possono essere raccolte delle acque abbondanti e salvare anche il resto del territorio, non solo, ma anche può servire per l'irrigazione di campi limitrofi. E poi potrebbe essere anche un punto di riferimento, ma questo sta nell'intelligenza dei veneti che sono lungo l'idrovia, utilizzare l'idrovia come punto di attrazione. La fantasia non manca, lo sport in particolare, quello diciamo dell'acqua, potrebbe essere un motivo, o la pesca o molte altre cose. Quindi il fatto di fermare l'idrovia per l'ennesima volta, ma forse funzionerà o non funzionerà, e forse converrebbe utilizzare i neuroni per spingere e inventarsi qualcos'altro dell'idrovia, perché sennò non ne veniamo fuori. Sono 60 anni che continuiamo a piangere sull'idrovia. Se fosse finita saremmo tutti molto più ricchi. Vogliamo la ricchezza dell'idrovia e la ricchezza dei paesi che sono lungo l'idrovia. Prego. Certo, nella sicurezza. Io sono d'accordo con lei. Grazie. Mi permetta, sono d'accordo con lei che è giusto muovere i neuroni. Un attimo solo, Barberini, che le risponde anche quello che Giambetta. stiamo facendo come studio per rimettere in moto operativamente il cantiere dell'idrovia è una cosa fatta col buon senso, avrà tutte le verifiche e valutazioni di impatto ambientale che sono previste per opere di questo tipo. Non è che andiamo a creare una cosa che poi quando si sveglia, che ne so, l'ultimo operaio del genio della bonifica apre un rubinetto e l'acqua va a sommergere altre zone del Veneto. Guarda, lo abbiamo dimostrato nell'ultimo evento alluvionale, quello del 29 ottobre e i giorni seguenti. Abbiamo lavorato con l'Enel utilizzando le dighe e i bacini imbriferi montani per evitare alluvioni sul territorio, sia sul bacino del Piave sia su quello del Brenta. Cioè, quando si aprirà l'idrovia per fare da scolmatore, non è che si apra non capendo e non sapendo cosa succede a valle, è una cosa che viene fatta con buon senso e con granus salis. E mi permetto anche di dire, ok, non si parla più di navigazione, un attimo, lo studio che stiamo facendo è invece per verificare se appunto anche la rottura di carico delle chiatte può comunque essere utile per la grande piattaforma logistica che c'è in zona industriale a Padova, quindi non è detto che venga accantonata la navigazione interna, anzi continuiamo a dire che siamo pieni di polvere sottili perché i camion buttano fuori PM10 in quantità incredibile. Se riusciamo a trasferire qualcosa, non dico tanto, ma qualcosa anche su chiatte,
penso non sia una cosa così clamorosamente impossibile da fare. Ecco, comunque apprezzo l'obiezione fatta dal Maurizio Barberini, perché giustamente tiene conto, vuole fare emergere una problematica che potrebbe sorgere, quindi va tenuta in considerazione nello svolgimento di un'apertura dell'idrovia che finalmente è necessaria. Abbiamo dei modelli idraulici nel caso appunto di emergenze idrogeologiche che, ripeto, ci permettono, non dico al centimetro ma ai 10 centimetri, di capire quanto potrà essere la portata di un corso d'acqua, o in questo caso appunto di uno scolmatore importante che potrebbe comunque risolvere tantissimi problemi idraulici a buona parte del Veneto centrale. Anche in quella zona. Anche nelle zone limitrofe alla laguna, non è che appunto non avendo una possibilità di scaricare acqua Mira è salvaguardata, ma ricordiamoci il 2010, Casal Serugo, tanti comuni appunto a valle di Padova che hanno avuto problemi importanti. E poi finalmente avremo un Mose, dai. Perché sorride? Questa è un'opera che viene gestita infinita, direttamente dal Ministero sì, dei Lavori Pubblici e noi da attori guardiamo. Come l'Araba Fenice, che ci sia ciascuno lo dice, dove sia nessuno lo sa. Beh, insomma, è ben evidente dov'è, mi auguro sia anche operativamente pronta. Ma fra attenzione, sta affondando, siamo arrivati già a 12 centimetri mi pare l'ultima volta, quindi tra un po' di anni probabilmente non lo troveremo neanche Prima più. Barberini citava l'acqua alta appunto del 29 ottobre, è stata la quinta acqua alta di sempre, ma abbiamo visto, e parlo da Presidente, che il Mose non serviva. Sarebbe servito, ma parlo da Presidente del Consiglio regionale. Noi quel giorno abbiamo fatto commissioni, abbiamo lavorato in maniera diciamo operativamente normale, avendo comunque l'acqua che era a livello delle finestre al piano terra. Ho capito, quindi è andata a lavorare col salvagente? No, con gli stivali per arrivare fino appunto al palazzo. Il palazzo era completamente asciutto, a parte il vano di un ascensore che ha avuto dei problemi, tutto il resto è stato operativamente, ripeto, con la quinta acqua alta di sempre, ha funzionato come fosse un giorno normale. Certo, allora io ringrazio l'assessore Barberini e la invito... ma non mi avete lasciato completare... Prego Barberini. Condivido quanto detto dal vicepresidente della Regione, che i lavori fatti, e come avevo già anticipato anche al conduttore, i lavori fatti dalla Regione sono stati dei lavori, quelli di bacini di laminazione fatti a monte, sono lavori fatti in modo ineccepibile, che hanno creato sicuramente delle soluzioni per rallentare le acque. Però il 29, se qualcuno conosce bene cosa è successo, non abbiamo avuto effetti di grandi piogge che abbia potuto ingrossare il Brenta o altri fiumi. Noi abbiamo avuto il vento da Scirocco. Mi permetto di correggerla, ma le assicuro che le quote, mi permetto di correggerla, ma le quote e le precipitazioni avvenute in prossimità del 29 hanno superato in certe zone del Veneto quelle del 1966 e quelle del 2010. Le quote del Brenta a Valstagna, Bassano e giù hanno toccato quote importanti. È piovuto tanto, vi assicuro, ma l'abbiamo gestita, ripeto, attraverso Enel e attraverso i bacini montani con intelligenza. Guardi, Presidente, noi abbiamo dei ricettori che sono altri fiumi che arrivano nel nostro territorio, nel Naviglio Brenta, che scaricano un po' in laguna, che si chiama Pionca e Seraglio, sì. Per cui quei giorni il Pionca Seraglio non era in emergenza come è stato nel 2007, come è stato 2010 e avanti così. È ovvio che c'è un problema di cambiamento climatico e qualsiasi soluzione c'è il rischio che poi diventi vecchia subito il giorno dopo, per cui noi siamo preoccupati e abbiamo anche come Consiglio Comunale in passato 2016 fatto alcune richieste alla Regione rispetto al piano presentato per la realizzazione dell'idrovia, soluzioni che riguardavano alcune conflitti come il Novissimo, che è un punto strategico che deve passare l'idrovia, non si riesce a capire come si va a bypassare quel canale. Per esempio la questione delle acque dolci introdotte in un sistema talmente sensibile come la laguna, dove ci sono tantissime attività economiche produttive
soprattutto legate con la pesca. Cosa succede con i 350-400 metri cubi al secondo? Certo. Ecco, questi studi, questo che ci chiede un approfondimento, qual è l'impatto all'interno della laguna, e mira a un terzo della laguna, se qualcuno la conosce. Senta, Assessore Barberini, guardi, noi siamo a disposizione per diciamo, sviluppare anche in maniera più ampia l'argomento. Sono anni che ci occupiamo dell'idrovia Padova-Venezia, che ci occupiamo della laguna, per cui anche visto che abbiamo il collegamento telefonico che non è particolarmente, come dire, che non si presta in modo particolare al dibattito, io mi riprometto di contattarla nei prossimi giorni e avremo modo di organizzare una serata appunto dedicata a questo argomento. Quindi ci fermiamo qui. L'avremo come ospite se lei ha piacere, così approfondiamo meglio quelle che sono le tematiche che lei ci ha proposto. Certo Barberini, certamente, avvisato per tempo. Grazie ancora della sua disponibilità. Allora, innanzitutto di essere stato con noi. Saluti, Presidente. Certo, grazie. Grazie. Mi permetto una cosa, riprendendo una suggestione fatta dall'assessore. Le cose fatte poi vengono superate subito. Sempre in quell'evento di fine ottobre e inizio novembre. Un'opera pensata dalla Serenissima, realizzata negli anni 30 del secolo scorso, il canale che collega l'Adige al lago di Garda, ha permesso di mettere in salvaguardia tutto il Polesine, sgravando appunto, e la città di Verona specialmente, sgravando appunto da una piena che era... Se si fanno le cose potranno servire, mi auguro mai o fra chissà quanto, ma quando si fanno possono essere usate una volta, 2 volte, ma ripeto, se un po' d'acqua dolce arriva in laguna faremo gli studi, approfondiremo, verificheremo, ma piuttosto appunto che vada sotto mezza città di Padova, se un po' d'acqua dolce va in laguna, se qualche cozza ne avrà da ridire, ma teniamo presente una cosa, che storicamente la laguna confluiva il Brenta e il Bacchiglione. Quindi acqua dolce ne arrivava. Allora, la Repubblica Veneta lo fece sfociare direttamente in mare per evitare che la laguna si riempisse di sabbia, perché il Brenta è portatore di sabbia perché ha un'origine torrentizia. Di conseguenza non ha sconvolto l'economia e l'ecologia della laguna, l'ha preservata. Ovviamente hanno fatto una buona scelta perché hanno conservato la laguna, se no si interrava tutta. Oggi questo fenomeno è un fenomeno diciamo casuale, nel senso che non tutte le settimane c'è una piena, usata una tantum, se c'è la ogni necessità. 2 o 3 anni c'è una piena, allora si userà per lo sbocco in mare e si aiuterà anche quella stessa zona a poter far defluire l'acqua in maniera tale che non ci siano esondazioni. Certo, bene, allora ci fermiamo qui per quanto riguarda la rubrica del memento, adesso una breve pausa pubblicitaria, poi ritorniamo e parleremo dunque dell'attualità politica, dai migranti al franco... No, dei migranti, parliamo dell'Africa e dei francesi, perché i francesi, siccome sono molto bravi e loro hanno scoperto la grande rivoluzione, vediamo se poi la grande rivoluzione serve solo per i francesi o se per caso l'avessero anche esportata in Africa in maniera positiva, e scopriremo che non è così. Bene, a tra poco, torniamo tra poco.